Allora, adesso cantiamo Due Traleri con Gianmarco. Allora, Sento d'un certo canto, che è in italiano, e poi I Cammalli de Pre. Allora, i cammalli sono, come ben sapete, i lavoratori del porto. Allora, sarebbero i facchini in italiano più o meno. Pre è un quartiere di Genova che si trova immediatamente a ridosso del porto. Si attraversa la strada e si arriva in via Pre. Quello è il quartiere sestiere di Pre. Allora, I Cammalli de Pre è un tralalero che parla dei camalli del porto. Dice: bella se ti savesci il ben che ti voglio. Tra l'altro sono testi mezzi in genovese, mezzi in italiano. Bella se ti savesci il ben che ti voglio, me lo daresti un bacino d'amore. E poi bella se ti savesci che cose che avemo, purtemo un sacco e a musa de re. C'è qualcuno che vuole tradurre che cos'è il sacco e la musa? Se qualcuno vuole tradurre che cos'è la musa, lo facciamo fare a un ex cammallo di porto. Lui è un cammallo, quindi meglio di lui non lo sa nessuno. Prego. Un minuto di tempo per dire cos'è la musa. Non lo dice, cantiamo. Così ve ne andate a casa con la curiosità di sapere cos'era la musa e non ve lo diciamo. La musa è quello soggetto ispiratore, no? Ah, la musa. La musa dovrebbe essere quello, ma in dialetto non so se... No, che cos'è? Adesso lo dico. Sento un certo canto, di una voce mia solenne, questa è la regina, un giorno la sposerò. Sei l'angelo del mio cuore, sono qui che passo l'acqua e tu sei dalla finestra, fai segno con la testa, fai finta di non vedere. Se ti savessi e perché ti voglio, me lo daresti, me lo daresti. Bella se ti savessi e perché ti voglio, me lo daresti un bacino d'amore. Se ti savessi i cavalli de pre, porta musano e musa de re. La 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 la